Oltre 72.000 euro per la Fondazione Città della Speranza raccolti tramite il progetto Un piccolo gesto, il tuo dono alla comunità, attivato dalla catena di supermercati Despar, la dimostrazione dell'affetto che i cittadini padovani hanno per la Fondazione che da tanti anni si occupa di ricerca scientifica in ambito pediatrico. È una cifra importante, come già detto è la conferma della sensibilizzazione dei nostri concittadini per un qualcosa di veramente significativo. E verranno spesi nella ricerca, una ricerca che caratterizza la torre, e tutti gli sforzi vengono fatti perché sia una ricerca vicina al bambino. La raccolta fondi si è svolta dal 20 novembre all'11 dicembre in tutti i punti vendita Despar del Veneto, con un grande coinvolgimento della clientela che durante il pagamento alla cassa ha scelto di arrotondare l'importo della propria spesa per bene 93.000 volte. Siamo veramente felicissimi di festeggiare oggi insieme a Città della Speranza questo risultato straordinario. Ovviamente dobbiamo ringraziare in primis tutti i nostri clienti che hanno scelto di contribuire a questa importante attività charity di Natale, dimostrando ancora una volta la loro enorme generosità e soprattutto dimostrando come la somma di piccoli gesti possa davvero fare la differenza. Il grande assegno è stato consegnato alla Fondazione, che spera a sua volta di regalare il sogno più bello a tutti i bambini malati, la guarigione. Il sogno è, per alcune almeno patologie, alcune leucemie, alcuni linfomi, che non sono tutti, ma siccome purtroppo le categorie sono tante, qualcuno è già intorno al 90-95. Con queste cifre cominciamo a poter far lavorare ancora più ricercatori e sognare fra un po' di tempo di dire qualche tipo di leucemia è arrivata alla conclusione al 100%.